Buona giornata, ben ritrovati con l'approfondimento di Antenna 3 del mercoledì con la CGIL. Quest'oggi parleremo di un tema sicuramente di grandissima attualità, quello delle pensioni, con un focus particolare su quelle dei dipendenti pubblici, ma anche con le novità che stanno circolando in queste ultime ore, proprio su quelle che saranno le modifiche che verranno introdotte per tutti al sistema pensionistico. Vi ricordo come sempre che potete intervenire anche voi da casa chiamando al numero che vedete in sovraimpressione 0422 16 28 332 e porre le domande di vostro interesse. Ringrazio quindi e saluto per essere qui con noi quest'oggi Lucia Celi del patronato Inca CGIL di Treviso. Buongiorno Lucia, grazie per essere con noi, e Giuseppe Cianciaffara dello SPCGIL di Treviso. Allora, Lucia, cominciamo subito dando alcune informazioni generali su quello che si sta leggendo e sentendo nei telegiornali nelle ultime ore circa le modifiche che interverranno prossimamente per quanto riguarda appunto le pensioni e soprattutto l'età pensionabile. Diciamo che si sa, periodo di finanziaria, periodo di preoccupazione anche e di novità. Praticamente abbiamo qualche anteprima rispetto a quelli che possono essere gli incrementi dei requisiti richiesti per accedere alle pensioni, sia di anzianità che di vecchiaia, perché come sappiamo dal 2011 questi requisiti sono agganciati a quella che si chiama indicizzazione aspettativa di vita. Questo incremento, diciamo, è rimasto bloccato per anni perché anche a causa del Covid la nostra aspettativa di vita si è fermata e di conseguenza il requisito è rimasto fermo con la nostra aspettativa di vita. Dal 2027 si prevede un riaggancio appunto e dei futuri aumenti. Dalle anteprime che abbiamo finora, che però non sono ancora definitive, possiamo dire che l'incremento sarà per i dipendenti pubblici e privati di un mese nel 27, sia del requisito della pensione anticipata, pertanto le donne 41 anni e 10 mesi diventeranno 41 e 11 mesi, per gli uomini i 42 anni e 10 mesi diventeranno 42 e 11 mesi, e dal 27 questo requisito subirà un ulteriore aumento di altri 2 mesi. Ma l'aumento non sarà solo sul requisito dell'anticipata, come ho appena detto, ma l'incremento c'è anche sull'età della pensione di vecchiaia. Di fatto nel 2027 non accederemo più alla pensione di vecchiaia a 67 anni, ma accederemo alla pensione vecchiaia a 67 anni e un mese, e dal 2028 67 anni e 3 mesi sia uomini che donne. Leggiamo già all'orizzonte i 70 ormai prossimamente. Diciamo che i 70 sono già cosa fatta per i puri contributivi, perciò noi del mestiere un po' già le vediamo questi accessi alla pensione, perché abbiamo anche lavoratori che hanno iniziato tardi a lavorare, se non hanno i 20 anni di contributi e sono puri contributivi, l'accesso alla pensione a 67 anni non è scontato, perché il sistema puramente contributivo ha un vincolo che non è dato solo dall'età e il numero di contributi, ma è dettato anche da un importo soglia da raggiungere. Faccio un esempio: se io ho 67 anni e ho 20 anni di contributi e la pensione previsionale che io vado a percepire è superiore ai 600 euro, posso andare in pensione. Se è inferiore non vado in pensione. Non ho integrazione, non ho aggiunte come trattamenti minimi, come previsto nel sistema retributivo e misto, ma devo aspettare e andare in pensione quando raggiungo il requisito minimo previsto. E questo requisito minimo previsto non c'è solo all'età di 71 anni. Perciò diciamo che la pensione a 71 anni è già una realtà in alcuni casi.
Ecco, quindi immagino ovviamente che poi alla fine i più penalizzati siano proprio quelle categorie più deboli, penso per esempio alle donne, penso a delle persone che hanno avuto dei problemi di salute, che non hanno potuto avere una continuità lavorativa nel corso della vita, no, per svariate problematiche. O per dedicarsi a quelle che sono le cure familiari, che generalmente, come dico sempre io, sono affidate più alle donne che agli uomini in una casa. Perciò spesso le donne, genitori anziani, bravissima, quando finisci con i figli ci sono i genitori anziani e spesso le donne devono sacrificare la loro attività lavorativa alla cura familiare, con una conseguenza di pensioni notevolmente più basse rispetto ai colleghi maschi, diciamo. Ecco, allora abbiamo già una telefonata, immagino che l'argomento sia di particolare interesse, sentiamo quindi chi ci chiama. Buongiorno, chi parla? Sono Daniele da Padova. Buongiorno Daniela, prego. Volevo sapere, siccome che io non lavoro, però prendo una pensione di invalidità. Sì. Che percentuale? Volevo sapere. Sì, Daniela, cosa voleva sapere? Volevo sapere se mi aumentano la pensione. La pensione di invalidità. Allora chiedo intanto alla regia se può un po' alzare il volume delle telefonate perché lo sentiamo un po' basso qui in studio. Allora, tutte le pensioni vengono annualmente vengono rivalutate al costo della vita e diciamo che anche quest'anno in finanziaria è previsto un incremento, non saranno cose importanti, signora. Io le chiedo, signora, che età ha lei? 50. Ok. E ha anche contributi da lavoro dipendente? No. Mai lavoro, non ha 3 anni di lavoro, 5 anni di lavoro, niente? Niente. Niente. Allora, signora, questa sarà la sua pensione che la accompagnerà nella sua vita e sa che all'età di 67 anni, all'età della pensione vecchiaia, che attualmente è 67, però come abbiamo visto non potremo contare su questi 67 per sempre, la sua pensione verrà trasformata in assegno sociale e lì vedrà un adeguamento a quello che è l'importo dell'assegno sociale. Per gli invalidi al 100... Mi dica. Prendo 330 euro. euro. Sì. Allora, signora, le consiglio di recarsi in un patronato perché potrebbe, se ha un'invalidità del 100%, potrebbe ottenere anche il trattamento minimo che è notevolmente più alto dei 300 euro che lei percepisce. Ho capito. Va bene. Bene signora, allora segua il consiglio, si rechi al patronato che analizza la situazione, analizza nello specifico la sua situazione, magari si può vedere se ha diritto anche a qualche aggiunta, a qualche integrazione. Allora ritorniamo al discorso precedente, cominciamo un po' a analizzare quelle che sono le tipologie di accesso alla pensione anticipata e vecchiaia. Dobbiamo fare tanti distinguo. Allora, fondamentalmente ci sono le pensioni anticipate e la pensione di vecchiaia. Possiamo anche però distinguere se siamo misti o siamo puri contributivi, perché anche qui ci sono degli accessi diversi alla pensione. Allora, fondamentalmente in pensione anticipata si va con 41 anni e 10 mesi di contributi donne, 42 anni e 10 mesi di contributi uomini. Lasciamo da parte, perché meritano uno studio tutto a sé, tutte quelle che sono le normative relative ai precoci, ai gravosi e agli usuranti, che hanno delle normative specifiche e bisogna avere degli specifici requisiti, ok? Si va in pensione di vecchiaia a 67 anni, uomini e donne. Però diciamo che esistono anche tipologie di pensione particolari, faccio un esempio, un computo in gestione separata che aggancia, per chi ha delle attività in gestione separata seppur marginale, aggancia la normativa dei puri contributivi che hanno un'uscita pensionistica aggiuntiva rispetto ai misti. Questa uscita aggiuntiva è un accesso alla pensione a 64 anni, più 3 anni di finestra, 3 mesi di finestra, no, 3 anni, avevo preso un po' larga, 3 mesi di finestra. Anche questo requisito viene incrementato di un mese dal 2027 e di altri 2 mesi dal 2028,
Per potervi accedere bisogna avere l'età dei 64 anni, almeno 20 anni di contributi e raggiungere un importo soglia di pensione, importi soglia che ritroveremo nel sistema contributivo sempre agganciati alla possibilità di accedere alla pensione. L'importo soglia è diverso se si è uomini o donne con figli, perché le donne con figli viene fatta un po', come dicevamo prima, siccome la possibilità per le donne di avere una buona pensione è più bassa rispetto ai colleghi maschi, per le donne con figli c'è una riduzione di quello che è l'importo soglia da raggiungere. Questa tipologia di pensione poco conosciuta, ma che può dare anche delle soddisfazioni, diciamo, no? Si può ottenere, come dicevo poco fa, per gli appartenenti al sistema misto, se si ha una posizione in gestione separata, oppure per i puri contributivi, che sono tutti coloro che hanno il primo contributo versato successivo al 31/12 del 95. Quindi quelli vanno con il puro contributivo? Quelli sono puri, chi non ha nessun contributo prima del 95 è puro contributivo e ha dei sistemi di accesso, come dicevo, che incrociano il misto, ma anche degli accessi a sé. Chi invece ha il misto? Chi ha il misto, come dicevo, pensione anticipata, i 41,10 per le donne, 42,10 per gli uomini. Questi 64 anni se appunto ha della gestione separata, i 67 alla vecchiaia, e poi ci sono i 41 per i precoci, come dicevo prima. L'opzione donna scordiamocela, perché dopo che nelle varie finanziarie è stata sempre la platea ridotta, perché mentre fino al 2021 era puramente una scelta personale, quella di accettare un assegno inferiore alla resa mista, e con l'opzione donna, che appunto la parola opzione vuol dire che accetto un calcolo puramente contributivo, e si sa che nella stragrande maggioranza dei casi il calcolo puramente contributivo è più basso, svantaggioso rispetto al misto, meno, ecco. In alcuni casi anche un 30% in meno, quindi possiamo parecchio. dire. Sì. Allora, mentre fino al 2021 era una scelta personale quella di accettare, dal 2022 i requisiti per poter accedere non sono diventati solo di età e di numero di contributi, che era 57 e 35, poi 58 e 35, insomma, ma bisogna anche far parte di determinate categorie di lavoratori o lavoratrici in questo caso, ovvero essere invalide, assistere una persona invalida convivente, oppure far parte di tutta quella platea di lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento, non disoccupati inoccupati, ma licenziamento a seguito di crisi aziendale. Ecco, quindi insomma si è ristretto parecchio, allora diciamo che parecchio il campo. Se fino al 21 si facevano un bel po' di domande, dal 22 in poi ne avremo fatte una o due. Pochissime. Allora abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Pronto, buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo dalla provincia di Padova. Buongiorno Francesco, prego. Io sto sentendo, l'esperta del patronato che sta, elencando le varie tipologie di accesso alle pensioni. Sì. E ricordo a me stesso che il patronato i patronati alle spalle molte volte hanno le organizzazioni sindacali, no? Allora la mia domanda è questa, con tutto il rispetto per il lavoro importante che svolgono questi patronati, ma come mai si è andati a via via deteriorare quello che è il rapporto tra lavoratore e pensione? Le faccio un esempio, io sto seguendo in tutta Europa quelli che sono gli sviluppi. Vediamo che in Francia le organizzazioni sindacali nel mondo del lavoro vanno in piazza per tutelare quelle che sono le pensioni dei propri lavoratori, dei propri assistiti e non, e lo fanno in maniera anche consistente e anche decisi. Volevo solo sapere come mai, la mia è una domanda un po' provocatoria ma non offensiva, come mai la scelta da parte delle organizzazioni sindacali in un recente passato, ormai neanche tanto recente, ma ci riferiamo al 2009, 2010, 2011, quando furono fatte passare la macelleria sociale, mi consenta il termine,
di riforme delle pensioni che sono servite e servono tuttora solo per fare cassa. Si fanno cassa con le pensioni. Un'ultima cosa ne pensano i suoi autorevoli ospiti del fatto che in questo Paese ancora non si è separata la cassa della previdenza da quella dell'assistenza? Le pensioni sociali, l'assistenza deve essere a carico della fiscalità generale, non dei contributi che versano i lavoratori che mettono da parte. È un'ingiustizia questa qua. Quindi io ascolto volentieri le spiegazioni dei tecnici lì presenti, persone autorevoli. Quello che io non capisco è chi sta alle spalle di queste persone e quindi responsabili delle organizzazioni sindacali, come mai c'è stato il silenzio e tuttora dal mio punto di vista c'è un silenzio assordante. Grazie, ascolto i tuoi commenti. Grazie a Francesco per la sua telefonata, magari sentiamo anche poi Giuseppe Cianciafara dello SPCGL che sta seguendo proprio nello specifico anche questo aspetto. Io posso dire che se il signore ha sentito silenzio ha ascoltato il sindacato sbagliato forse, perché mi pare che la CGL in piazza, ci siamo stati. Purtroppo non sempre con le altre due confederazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori al nostro fianco, non sempre, ma colgo l'occasione per dire che giusto perché ci facciamo sentire, il 25 che è sabato, non facciamo il weekend lungo, ma dedicheremo il nostro sabato come giornata libera a una manifestazione a Roma. E in questa manifestazione si parlerà un po' di tutti i temi che ha detto, che ha sollevato il signore. Si parlerà di stop al riarmo, si rivendicherà sanità, istruzione, più finanziamenti per la non autosufficienza, l'adeguamento vero delle pensioni al costo della vita. Sono i temi di cui tratteremo e che portiamo avanti da ormai anni assieme alla nostra organizzazione. E si parla del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia pubblici che privati, perché voglio dire ci sono lavoratori pubblici che hanno la doppia vacanza contrattuale, perché hanno la vacanza contrattuale del triennio 22-24 ancora da rinnovare e siamo nel 25 e siamo in nuova vacanza contrattuale del triennio 25-27, voglio dire. Si parla anche di estensione della 14ª, si parla anche di contrastare la delocalizzazione, tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro. Allora, io ripeto, guardi che da parte nostra, da parte della CGL, noi in piazza ci siamo scesi e voglio adesso anche Giuseppe dire. Sì, beh, guarda, io ho da aggiungere poco a quello che diceva appunto la Lucia poc'anzi, però mi piace sottolineare due aspetti. Allora, il signore parlava 2009-2010, io aggiungo che dal 2012 col governo Monti è stata fatta la riforma delle pensioni Fornero. Questa della riforma delle pensioni in 14 anni, ormai 15 anni, tutti si sono riempiti la bocca che dovevano modificarla, dovevano assolutamente eliminarla, va bene, comprimerla. Beh, in questo momento io assisto a una proposta di bilancio dello Stato dove addirittura la Fornero si allunga, perché quello che poc'anzi ha detto la Lucia è un allungamento di fatto dei termini per poter accedere al pensionamento. E aggiungo un altro piccolo particolare, che si parla sempre in questo bilancio prossimo di, come dire, ridurre i termini di pagamento del TFS da 12 mesi a 9 mesi per chi va per limite d'età. TFS, lo ricordiamo, è il trattamento di fine rapporto dei dipendenti statali, dei dipendenti pubblici tutti. Cosa succede? Che qualunque governo in questi ultimi 14 anni, va bene, fanno cassa con l'allungamento dei termini di pagamento, perché i termini di pagamento per quanto riguarda le dimissioni sono di almeno 2 anni per quanto riguarda la prima quota, sono di almeno 1 anno per quanto riguarda i limiti d'età, ma sono addirittura 4, 5, sono addirittura 7 anni per la prima quota, per chi è andato con quota 100, dal 2020 in poi. Voglio dire, qua significa fare cassa sul differimento. Aggiungo un altro particolare.
La Corte Costituzionale 2 anni fa ha sentenziato che bisognava smetterla con questa, come dire, con questo posticipare, perché in ambito pubblico ci sono i differimenti, in ambito privato entro 45 giorni il TFR si paga. Cioè, ripeto, sì, quindi io una non so. disparità enorme Sì, io non so tra sto lavoratori, signore, con anche tutta una serie di certo. situazioni, magari ne parliamo più diffusamente Certo, dopo, voglio dire, che si perciò sono voglio dire- verificate anche qui in provincia di Ma Treviso, figuriamoci. di docenti, Ma di certo, ma non persone solo, che ma sono poi- andati in pensione, che magari Chiaro. avevano preso anche degli impegni, magari per saldare il mutuo assolutamente. della casa, altre cose, e che dopo 2 anni stanno ancora aspettando Esattamente, il trattamento di fine rapporto. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno, chi parla? Pronto? No, deve essere caduta la linea. Ecco, quindi sicuramente diciamo è un tema, quest'ultimo, ritornando al discorso del... No, mi accendono la pubblicità. Allora, facciamo la pubblicità e dopo ritorniamo a parlare di questo argomento. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'approfondimento della CGIL dedicato al tema delle pensioni. Giuseppe Cianciaffara, SPI-CGIL Treviso, stavamo parlando del TFS, che sarebbe appunto il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, con una serie di problematiche che stanno emergendo davvero importanti per un numero consistente di lavoratori, di ex lavoratori, perché sono andati in pensione ma da 2 anni di fatto stanno ancora attendendo i propri soldi del trattamento di fine rapporto. Esatto, sì, abbiamo tutta una serie di casistiche che svariano o che variano dal mondo della scuola, perciò dai docenti al personale ATA e dirigenti, al personale delle ASL oppure delle case di riposo, anche degli enti locali, per dire grosso, o anche le forze di polizia, voglio dire, che in effetti si trovano costretti a dover aspettare. E tante volte l'aspettare non è solo di 1 anno, ma anche di 3-4 anni, perché fino a 50.000 euro te li do magari dopo 1 anno se vai via per limiti di età, ma se per caso vai per dimissioni a domanda, 42 anni e 10 mesi o con 41 anni e 10 mesi, devi aspettare, superato i 50.000 euro, minimo 3 anni, perché fai la prima quota dopo 1 anno, dopo 12 mesi. Superati i 50.000 euro magari si colloca tra i 50.000 e i 100.000 euro, c'è la seconda quota e di conseguenza di aspettare un ulteriore anno, e magari se superi, dico, i 100.000, parliamo sempre di lordo, che sia chiaro, voglio dire. Certo. Bene, vai anche oltre 3 anni. Ripeto, e questo è nel caso di dimissioni. Inserire? Sì. Allora, dobbiamo tener conto che fino al 31/12 del 2024 per i dipendenti pubblici l'accesso alla pensione era con i 41 anni o 42 anni e 10 mesi, ma se io avevo il requisito della pensione anzianità, a 65 anni venivo dispensato. Il fatto di essere dispensato a 65 anni mi permetteva di percepire la buona uscita 1 anno prima rispetto alle dimissioni volontarie, e in alcuni settori, tipo gli enti locali, gli ufficiali giudiziari e i sanitari, anche una pensione con un calcolo più alto legato alla precedente finanziaria. Di punto in bianco la finanziaria dello scorso anno, del 2025, ha tolto la dispensa ordinamentale a 65 anni parificandola ai 67, e qui si fa cassa di nuovo sulla buona uscita e si risparmia di nuovo sulla resa della pensione dei dipendenti, voglio dire. Perciò ci sono molte cose che allungano questi tempi di liquidazione. Si fa cassa sempre sui soliti, voglio dire. Di fatto è un modo di fare cassa, voglio dire. Anche adesso si parla di andare a fare il differimento, ripeto, a 9 mesi, ma dal 2027. E tutti quelli che ancora aspettano le TFS, voglio dire, che sono 2-3 anni? Oppure ci sono anche altre situazioni legate al rinnovo contrattuale che ti fa posticipare. Tu non hai mai il TFS, quello che effettivamente ti spetta. Rispetto al privato, in 45 giorni il TFR lo prendi. Nello Stato, o meglio, nel pubblico impiego non è così.
non è così. E non sono pochi, perché dicevamo prima sono 1600 persone circa in provincia di Treviso in questa situazione. Un esempio voleva fare? Beh, io sì, volevo dire semplicemente una cosa, che poi a questo si aggiungono anche altri particolari legati al fatto che molte persone, per tutta una serie di motivi, magari come dire, prioritariamente non hanno fatto quella verifica con gli uffici amministrativi o coi sindacati o i patronati, e comportano, o meglio, si scoprono come dire, posteriormente, in fase successiva, gli errori o di calcolo, di anzianità o stipendialmente, o deve rincorrere il rinnovo contrattuale per poter avere la liquidazione. Vuol dire, tutte queste cose non sono, a mio avviso, come dire, corrette, mettiamolo così, con le virgolette, questa correzione. Ripeto, vanno a incidere effettivamente sugli importi che le persone hanno maturato e hanno diritto. Certo, pensiamo quindi anche a quanti, come dire, sogni, no? che sfumano, perché magari uno dopo una vita di lavoro conta su quel gruzzoletto del trattamento di fine rapporto, magari per acquistare qualcosa, per aiutare il figlio, per sistemare la casa o quello che è, insomma, e si trova a dover aspettare 1 anno, 2 anni, 3 anni e anche di più. Beh, sicuramente, certo, e non è mai finita, perché, ripeto, ci vogliono tanti anni per farla diventare definitiva la cosa. Sì, anche perché se i rinnovi contrattuali che si rinnovano ogni 3 anni, come dicevo prima, in alcuni settori il triennio non è ancora stato rinnovato, noi possiamo dire serenamente che ad esempio un dipendente della sanità che va in pensione in questo periodo avrà una buonuscita e un TFS calcolato con la mancanza di 2 rinnovi contrattuali, perché non è ancora stato rinnovato il 22-24 e questi non li recupererà più o ci sarà modo di recuperare? Li recupera coi tempi dell'INPS che possono arrivare anche a 8-9 anni. Scusa Lucia, c'è anche un altro particolare, vuol dire, questo ultimo contratto che è stato già rinnovato per taluni comparti, ok? Mancherebbe, diciamo, addirittura d'arrivo dovrebbe esserci la scuola e gli enti locali. Questi sono i 2 contratti del comparto del pubblico che mancano. Cosa succede? Che a differenza di tutti gli altri anni, la triennalità del contratto, va bene, cosa prevede? Che per il 2022, facciamo l'esempio, 22-24, per il 22 l'aumento è assorbito dalla vacanza contrattuale. Pertanto la vacanza contrattuale, aumento, assorbe la vacanza contrattuale per il 2022. Niente. 2023, la vacanza contrattuale viene assorbita dall'aumento contrattuale. Pertanto l'unico aumento in effetti è il 2024, ma questo 2024, me lo lasci sottolineare, dal punto di vista pensione, faccio l'esempio, se uno è andato in pensione nel 2022 o 2023, la pensione chiaramente la andremo a rivalutare per il 2022-2023, ma valuteremo cosa? 0 lire, o meglio 0 euro. Per il 2024 quel che aspetta, piccolo particolare, tantissima gente che puntava anche su quella TFS con la rivalutazione contrattuale non prenderà neanche un centesimo in più rispetto allo stipendio previsto dal contratto 2021, perché non c'è aumento nel 2022, non c'è aumento nel 2023. Pertanto, se andate in pensione nel 2023, benissimo, per la pensione ti do i soldi, come dire, quello che ti spetta, ma dal punto di vista del TFS ti do i soldi del 2021. Ripeto, non c'è scaglionamento contrattuale che ti permette di rivalutare quel TFS. Questo voglio dire, è la prima volta che succede. È la prima volta che succede. Prima, in tutti gli altri anni, non era mai successo. Perciò significa fare cassa a bocce ferme su quelli che sono andati in pensione, inermi, 2022 e 2023. Ecco, quindi insomma sono situazioni che vi trovate voi ad affrontare. Sì, assolutamente. Purtroppo sì. Ritornando un po' sul discorso pensione degli incrementi, dalle bozze che abbiamo visto viene anche, non sarà più riproposta quella che è la pensione con accesso con le quote, la quota 103, che era diventata, diciamo, di scarso interesse, perché rispetto alla quota 100 che comunque ti permetteva di accedere alla pensione prima rispetto ai 42 anni e 10 mesi o 41 e 10, e manteneva un sistema di calcolo che era quello di appartenenza, la quota 103 prevedeva un calcolo puramente contributivo, perciò aveva già perso il suo interesse, è stata pura, diciamo,
oggetto di pura propaganda, come dire abbiamo superato la Fornero perché c'è la quota 103, ma poi una persona, un calcolo puramente contributivo magari non se lo può permettere, soprattutto per persone che vanno in pensione adesso e non hanno avuto modo storicamente di avvedersi di queste situazioni e di crearsi magari una previdenza complementare, come invece è sempre consigliato fare ai ragazzi giovani che magari sono nel questo contributivo. Aspetto lo affrontiamo, perché stiamo molto parlando di chi è appena andato in pensione, di chi ci andrà fra poco. Per i giovani che ci andranno più avanti la situazione si prospetta davvero estremamente difficile. Possiamo dire, diciamo, volendo fare un ragionamento a grandi linee, che a parità di versamento quello che nel retributivo rendeva 1000, nel misto rende 800 e nel contributivo rende 600, ok? Bene, a parità di versamento, perciò è auspicabile che le persone pensino al loro futuro e si creino qualcosa di aggiuntivo rispetto a quella che sarà la pensione dell'INPS. Del futuro, certo. Okay. Sì, che si consiglia sempre di valutare, di prendere in considerazione l'adesione ai fondi complementari, che comunque danno anche delle garanzie di diciamo, sono fondi creati per noi, fondi per il nostro futuro, e sono quelli che consigliamo di più ai ragazzi che affrontano il mondo del lavoro, insomma. Ecco, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, sono Giordano e volevo solo fare diciamo una denuncia, ma non è una denuncia, una constatazione. Sì. Una constatazione. Allora, io sono un dipendente del Ministero della Difesa in pensione dal 1° gennaio del 2020 e quindi sto aspettando ancora, dopo 5 anni quasi, ecco, il ricalcolo sia avere gli arretrati che mi aspettano del rinnovo del contratto 19-20, non 21 perché ero già in pensione, e il ricalcolo eventualmente sulla pensione e l'adeguamento sulla pensione. Volevo proprio porre questo quesito, visto che parlate di tanti problemi, c'è anche questo ancora. E non so neanche, e nessuno mi sa indicare, tra l'altro, come devo comportarmi, perché qualcuno dice che va in prescrizione, qualcuno dice che bisogna fare domanda, qualcuno dice che va in automatico, e quindi volevo avere anche da voi un parere, se era possibile. Allora, grazie Giordano, grazie e continui a seguirci. È uno dei casi emblematici, no Giuseppe Cianciafara? Che cosa deve fare allora il signor Giordano? Beh, intanto deve venire da noi, che sia chiaro, deve venire all'Inca CGIL OSPI di Treviso, dico Treviso per dire qualunque sede d'Italia. Prima questione, perché noi questi casi ne abbiamo affrontati e ne affrontiamo tutti i giorni e sinceramente li risolviamo. Aggiungo un particolare: il signore è andato in pensione il 1° gennaio 2020, ha diritto all'aumento contrattuale dal punto di vista pensionistico e per il 2020 è definitivo dal 1° gennaio 2021, perché il contratto 19-21 prevede questo: i miglioramenti vanno dati sulla triennalità a decorrere dal 1° gennaio 2021 in maniera integrale. Per quanto riguarda invece il TFS, l'errore che lui ha fatto, e questo lo fanno tantissimi, è quello che è cessato il 1° gennaio 2020. Lui poteva scegliere una data comunque dal 2, dal 3, dal 5, dal 20. Avendo scelto il 1° gennaio 2020 e non il 2 gennaio 2020, dico cosa comporta? Che lui è in servizio il 31 dicembre 2019. Di conseguenza, essendo in servizio al 31 dicembre 2019, l'aumento contrattuale per il 2020 scatta dal 1° gennaio e lui di fatto è andato e non c'è più in servizio. Allora questo è un errore. Quindi che bastava fanno che andasse il 2 esatto, e già aveva... Esatto, e avrebbe avuto diritto all'aumento contrattuale previsto da quel contratto a decorrere per l'anno 2020. Significa tutti gli anni, va bene, di bonus di TFS ricalcolati con l'aumento di quell'anno, che per il 2020 era grosso modo sul 45% degli importi del triennio. Mentre invece per la pensione, ripeto, lui avrà l'intero contratto. Certo, siamo nel 2025, in questi 4 anni la sua amministrazione, presumo, non ha ancora provveduto a trasmettere i dati tramite la piattaforma Passweb all'INPS per poter determinare i nuovi incrementi e di conseguenza la nuova pensione.
Allora il mio consiglio è: venga la CGIL a Treviso. Noi di questi casi ne facciamo decine ogni mese. Ecco, quindi insomma è molto frequente, l'abbiamo Sì. capito. Abbiamo un'altra telefonata, chiedo alla regia, vedo che è accesa, no, non c'è la telefonata, quindi Lucia Celi, sono casi molto frequenti che voi Sì. vi trovate ad affrontare. Abbiamo visto per un giorno addirittura uno perde Allora. l'adeguamento che avrebbe avuto relativamente appunto al nuovo anno, per cui anche quando si fa la domanda è importante. Allora, ci vogliono mille accortezze. Io diciamo mi occupo del prepensionamento, Giuseppe del Post, diciamo che anche nel valutare l'accesso alla pensione quando si è scelta, perché ad esempio chi viene dispensato per limiti di età, se è nato il 31 dicembre va il 1 gennaio e non ha scelta. Però anche in merito alla buona uscita, diciamo, mi riaggancio al signore di prima che faceva parte del comparto sicurezza, da quanto ho capito, Difesa. il soccorso pubblico. Difesa. Difesa. Va bene. Comunque noi in sede ci occupiamo anche nello specifico dei lavoratori dipendenti appunto del comparto sicurezza e difesa, carabinieri, guardia di finanza, polizia, eccetera, no? E offriamo la consulenza in merito alle previsioni pensionistiche future, ma un occhio di riguardo ce l'abbiamo sempre sulla buona uscita, perché noi dobbiamo sapere che se un lavoratore ha maturato, faccio per dire, ai fini della buona uscita 35 anni e 5 mesi, avrà una buona uscita calcolata su 35 anni, mentre se sono 35 anni e 6 mesi avrà un anno di buona uscita in più. Un anno di buona uscita possono essere dai 1.700 ai 2.000-2.200 euro, e allora è bene Insomma, essere sono soldini. E sono soldi. Allora, nella consulenza che noi offriamo, questa è una cosa anche molto richiesta e molto gradita dai nostri assistiti, perché possiamo consigliare laddove si può lavorare il mese in più, di lavorare il mese in più, dove invece c'è una dispensa, di riscattare magari una maggiorazione, che loro hanno le maggiorazioni dei servizi, una maggiorazione o qualcosa. Certo, un'altra telefonata, sentiamo. Pronto, buongiorno, chi parla? Sono Pierluigi. Sì, la sentiamo, chi parla? Sono Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama Pierluigi? Buongiorno. Allora chiamo da Mestre. Da Mestre. Avevo un quesito. Allora, io sono un dipendente privato, però negli anni tra l'80, 81, 82 fino all'85, 86 ero socio di un'azienda, una SNC, eravamo 3 soci, eravamo soci lavoratori, e al tempo, perché non era obbligatorio, non sono stati versati i contributi perché non era obbligatorio ovviamente, e adesso io ho chiesto il riscatto all'INPS di quegli anni, di quei contributi che mi sarebbero come la manna dal cielo per poter andare in pensione, ok? Ho presentato come prova, diciamo così, la visura camerale dove risultavo socio amministratore, e sono riuscito a risalire e farmi avere dall'ufficio registro il 740, in modo che si vede che avevo un reddito, eccetera, e ho anche, diciamo, tra virgolette, la dichiarazione, un'autocertificazione, quello che è di uno dei soci miei, che eravamo insieme, che eravamo lavoratori, si lavorava tutti i giorni come un dipendente 8 ore al giorno. Ecco, l'INPS mi ha negato il riscatto di quella contribuzione, e quindi volevo capire il perché o il per come, o se ho sbagliato qualcosa, eccetera, eccetera. Quando io ho fatto la domanda, ultima piccola cosa, poi lascio a voi, quando ho fatto la domanda di riscatto mi avevano anche detto di iscrivermi alla gestione separata, cosa che ho fatto, e ho mandato questa iscrizione, naturalmente fatta poco tempo fa, ma alla fine insomma mi hanno detto no, noti bene che per far questo la risposta dall'atto che ho fatto la domanda ci sono voluti 14 mesi per avere la risposta dall'INPS, e poi è arrivata negativa. Anche questo lascia dire tutto, insomma, ecco. Ecco, allora. Posso seguire per televisione? Certo, può seguire per televisione. Allora, sul discorso dei Mm. riscatti, diciamo che la prima risposta dell'INPS è sempre no. Lì sarebbe utile che lei, non so se si è fatto autonomamente la domanda o se si è appoggiato a un ufficio di patronato, perché a volte le respinte sono reali, a volte le respinte sono legate semplicemente a dei cavilli.
Le hanno fatto fare l'iscrizione alla gestione separata perché se lei figurava come collaboratore deve sapere che le collaborazioni sono state normate appunto dalla gestione separata da aprile del 1996. Ti permettono appunto di riscattare i periodi pregressi ti mettono un sacco di vincoli, devi aver fatto la dichiarazione dei redditi, ma il nostro signore l'ha fatta e l'ha prodotta, Pierluigi l'ha fatta e l'ha prodotta, ti chiedono di dimostrare alla visura camerale, perciò direi che gli elementi richiesti dall'INPS ci sono tutti. Poi posso dirle che siccome si tratta di accreditare dei contributi che le permetterebbero di accedere prima alla pensione, l'INPS su queste cose qua è sempre molto recalcitrante. Ma non ci si deve arrendere alla respinta, bisogna che lei porti ad analizzare il motivo della respinta in maniera approfondita e precisa. Si può fare un ricorso eventualmente? Ci sono dei tempi di riesame e anche dei tempi di ricorso, se non che anche la consulenza di un legale che può essere più che utile, voglio dire, in questi casi. Ecco, a proposito di riscatto, mi viene in mente una domanda, ora magari se ci sono anche delle persone più giovani che ci stanno ascoltando, quando e a chi conviene riscattare per esempio gli anni universitari? Allora, se parliamo dei puri contributivi, secondo me 99% no. Perché i puri contributivi, intanto devi ipotecare dei soldi per una resa futura, parliamo dopo 40 anni, è complicato. Chi lo sa cosa succederà? Brava, cosa succederà primo. Secondo, la maggior parte dei riscatti utilizzati adesso dai giovani sono i riscatti cosiddetti agevolati, che si basano sul minimale artigiani e commercianti. Questi riscatti adesso hanno un costo che noi dobbiamo dimenticare il riscatto nel misto o nel retributivo, dove l'onere era strettamente legato al reddito personale all'anno precedente alla domanda e all'età in cui la persona fa la domanda. Il riscatto agevolato ha un importo che è svincolato da tutto questo. Se io anche guadagno 1 milione di euro all'anno, pago 6.280 euro ogni anno di riscatto. Perciò questi 6.280 euro del 25, nel 26 saranno 6.320, non ci sarà un incremento così importante nell'onere di riscatto. Allora noi consigliamo sempre di fare una valutazione. Nella maggior parte dei casi queste persone raggiungono prima i 64 anni di età per la pensione anticipata rispetto ai 42,10 o 41,10, perciò il riscatto non è utile ad anticipare l'accesso alla pensione. Noi consigliamo di tenersi questa possibilità più vicino alla decorrenza pensione, perché più vicino alla decorrenza pensione sei consapevole se dai i suoi frutti, se mi fa accedere alla pensione prima, o nel caso in cui ci sia, che sa, una normativa dove mi mancano 6 mesi per potervi accedere, riscatto quello che mi serve, ovvero i 6 mesi, l'anno, quello necessario, senza spendere soldi perché inutilmente. Si può fare anche per periodi inferiori rispetto per esempio ai 4, 5 sì, o 6 anni. Si può anche riscattare il mese, l'anno, anche giorni, per dire. E i genitori che amano magari per premiare i figli che hanno conseguito una laurea, regalare il riscatto di laurea, devono prima fare una valutazione se effettivamente è la cosa più conveniente per i loro figli, perché io spesso dico magari questi soldi spesi in un approfondimento degli studi, un master, qualcosa, potrebbero essere spesi meglio che in un riscatto agevolato del quale non sappiamo che economicamente il frutto è uguale quasi a zero. Sull'accedere prima alla pensione ci sono 1000 perplessità. Soprattutto quando manca così tanto tempo, non sappiamo cosa sarà fra 40 anni. Bravissima, proprio così. Visto quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Allora abbiamo ancora 5 minuti, vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, facciamo in tempo a rispondere a un'altra telefonata. Giuseppe Cianciafara, che consigli si sente di dare quindi lei alla luce di quello che abbiamo detto fino ad ora? Beh, il mio consiglio è come dire un consiglio che deve partire da questo. Ogni impiegato pubblico prima non deve come dire, andare al patronato o in amministrazione 6 mesi prima o un anno prima per valutare
se ha o meno i requisiti per andare in pensione. Deve andare molto molto prima, possibilmente anche quando viene assunto, dico io. Io sono per natura un riscattista, è uno che dice sempre se hai qualcosa chiedi, a pagare c'è sempre tempo. Di conseguenza anche fare la domanda non è detto che l'INPS la prenda in mano e la va a trattare, magari la prende in mano fra 10 anni e di conseguenza l'eventuale pagamento di oggi magari lo pago fra 10 anni, non è la stessa cifra. Aggiungo un altro particolare, parliamo in termini di riscatto o di ricongiunzione. Gli oneri di riscatto sono deducibili dall'imponibile. Significa che se sono deducibili dall'imponibile li vado a scalare sulla dichiarazione dei redditi perché mi vanno a abbassare l'imponibile ai fini fiscali. Di conseguenza io ci guadagno l'imposta. Quindi recupero qualcosa da quel mese lato. per mese o anno per anno. Altro particolare, e qua più che altro non tanto in termini pensionistici, ma in termini di TFS o IPS, va bene? È importante andare a controllare la parte pensionistica, sì, ma anche la parte TFS per un semplice motivo, che nel 90% o nel 99% dei casi le due cose non coincidono. Io posso avere 42 anni per la pensione e magari per la buonuscita ho 30 anni, perché i miei servizi, la mia contribuzione è di altra natura, c'è il servizio di ruolo, c'è la ricongiunzione, c'è la totalizzazione, ci possono essere delle maggiorazioni, delle contribuzioni figurative. Ripeto, di conseguenza... Non è detto, insomma, che coincidano. E altro particolare importante, controllare, specialmente per le donne, se ci sono assenze o riduzioni di stipendio. Prendiamo l'astensione facoltativa al 30% per le donne che hanno avuto le maternità. Ai fini della pensione è utile di per sé, ma per il TFS è come se fosse senza assegni. Di conseguenza quel periodo in astensione facoltativa al 30% mi va a scalare, mi va a calare, mi va a sottrarre anzianità. Ecco che quello che diceva Lucia, quando io a un certo punto ho alla fine di tutta la giostra dell'anzianità, ai fini del TFS, 39 anni, facciamo un esempio, 39 anni e 5 mesi, sono 39. Se io ho 39 anni e 7 mesi, perché quel residuo è superiore a 6 mesi e un giorno deve essere, perciò il residuo deve essere superiore a 6 mesi e un giorno, in quel caso arrotondo all'intero. Esatto. Ecco che in presenza di riduzione di stipendio o di astensione facoltativa o di congedo biennale per assistenza a portatori di handicap, che tante volte c'è un mese, 2 mesi, 6 mesi, un anno, queste cose vanno a incidere, o riduzioni al 50% o eventualmente aspettativa per famiglie senza assegni. Perché dico questo? Perché nei regimi di TFS, come diceva appunto Lucia per la pensione, io fino all'ultimo giorno potenzialmente posso chiedere il riscatto finalizzato eventualmente non solo per la pensione se mi serve, ma anche per la buonuscita o TFS, e diventa determinante. Io qui vi dirò un caso, ho trattato stamattina, un dipendente, ex dipendente comunale, lui ha 46 anni e 6 mesi di pensione, ok? Hanno fatto cessare col 1° di settembre, benissimo, lui per un giorno ci rimette 1.300 euro di buonuscita, di TFS, rimessi, perché lui è andato in pensione l'anno scorso. Perché? Perché il suo ufficio amministrativo o eventualmente anche a chi si è rivolto non ha capito, non ha saputo entrare in quell'ambito, in quel merito, per dire guarda che tu devi andare in pensione il mese dopo. Ripeto, 46 anni e 6 mesi ci rimette un anno di buonuscita. E adesso non si può fare niente. Non lo può più recuperare quello. Quindi insomma perciò, ripeto, è un campo minato, certo, possiamo dire. Bisogna venire, o meglio, andare in tutti i patronati, in tutti i sindacati, in tutti i CAF, dove si vuole. Però intanto venite da noi. Certo, perché insomma alla fine magari appunto come si diceva per un giorno, venite alla CGIL, venite per un mese si rischia davvero di perdere dei soldi, di avere degli svantaggi che poi alla fine vanno ad incidere. Allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi, è finito il tempo che avevamo a disposizione, sicuramente è un tema talmente vasto e talmente complesso che ce ne vorrebbero davvero tante di puntate per approfondire tutti gli argomenti. Grazie quindi a Lucia Celi, grazie a Giuseppe Cianciafara, patronato Inca CGIL, SPI CGIL di Treviso, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, un buon pomeriggio.